sappiamo, e se ne sente parlare in giro, che insomma ci sono tanti gruppi forti, le famosi grandi famiglie, grandi clan, non so più come chiamarli, di cui non conosco i cognomi, però so che anch'io che esistono e che esercitano una certa influenza. Probabilmente questo scoraggia voi piccoli, scoraggia in certi casi voi giovani, perché evidentemente pensate, immaginate che questo effettivamente sia reale. Per cui anche chi vuole fare impresa a Cagliari da un lato si scontra con questa sorta di monopolio, di cartello, di presunto monopolio e presunto cartello. C'è poi un altro problema importante, che è quello di una macchina burocratica che è elefantiaca, che non solo non favorisce quelli che vogliono fare impresa, e qui i giovani sono del tutto omologati ai meno giovani, perché questa burocrazia ammazza qualunque genere di impresa, qualunque genere di creatività imprenditoriale, ma certamente per i giovani è più difficile, perché se i giovani in questione non sono eredi di un gruppo imprenditoriale già forte, già operante, ma devono crearselo da soli, con le proprie mani, da zero, e magari non hanno una solidità economica talmente forte da poter sopportare 9 mesi di attesa per avere l'erogazione del de minimis, tutto diventa certamente più difficile. Investire a Cagliari si può e si deve, e io spero veramente che molti di voi vi decidiate a osare di più, a investire a Cagliari e anche ad attirare altri imprenditori. Penso... Un minuto. È da molto che non vado in televisione, che non lavoro in televisione, per cui ho perso la capacità di conteggiare automaticamente. Penso certamente al commercio, penso certamente all'artigianato, penso in modo particolare a un campo che mi sta molto a cuore, non perché io faccia l'imprenditore né in questo né in altri campi, questo lo dico anche per sgombrare il campo da chi potesse pensare che io sto coltivando interessi particolari, ma è quello della nautica. Cagliari è una grande città sul mare, è una grande città che può essere capitale del Mediterraneo, secondo quello slogan felice, quell'intuizione felice che Emilio Floris aveva avuto, ma Cagliari per realizzare questo sogno deve veramente essere una città che sa sfruttare le enormi ricchezze del mare, ad iniziare dalla nautica. Grazie. Massimo Zedda, anche per lui 5 minuti. Sì, grazie, anch'io mi aiuta in questo Ignazio Artizzu. Mi unisco al saluto e al ringraziamento alle associazioni, ai giovani che hanno organizzato questo dibattito, a tutti voi che siete presenti, che dimostrate che c'è un qualche interesse per la politica cagliaritana e soprattutto per quanto la politica possa dare risposte non solo a queste domande ma anche ad altre che verranno e che verranno fatte in altre occasioni, immagino. Io mi trovo in una platea a me familiare, nel senso che al di là di quel che vanno ripetendo i miei diretti avversari, io vengo da una famiglia di imprenditori che operano nell'ambito del commercio, del turismo, della ristorazione. Chi mi conosce sa e conosce anche i nomi delle aziende, e ho potuto verificare con mano alcuni dei problemi posti sia nelle chiacchierate informali sia nelle audizioni in commissione bilancio delle categorie qua rappresentate, delle associazioni qua rappresentate, e sia in parte delle problematiche poste dai 3 intervenuti. Fare impresa, agevolazioni, sicuramente uno degli strumenti è quello del de minimis, che va però, se non corretto, cioè se non date delle indicazioni precise, concordate con le associazioni di impresa, si rischia di perdere la finalità del contributo dei minimis, cioè quello di aiutare l'impresa che opera, in parte di creare anche attraverso altri strumenti come la legge 37 nuova impresa, o come il finanziamento della 51 sull'artigianato. Il problema è che cosa può fare la pubblica amministrazione, il sindaco della città? Innanzitutto essere capitale di se stessa, saper capitalizzare il patrimonio ampio di risorse presenti e diventare capitale della Sardegna, della propria isola. Intendendo per questo, al di là degli slogan che Cagliari possa affermarsi quale capitale del Mediterraneo, immagino una città con una guida che riesca, anche in base al confronto, alla discussione con le associazioni di categoria, col mondo dell'impresa, del lavoro, del commercio, dell'artigianato, in una discussione continua, in un confronto continuo di idee ed un rapporto stabile, perché ciò che può essere immaginato oggi può e magari deve essere corretto domani,
Quindi non è possibile che in momenti come questo, in campagna elettorale, poi non si ripetano in tavoli operativi di volta in volta per correggere anche gli strumenti che l'amministrazione pubblica adotta per fornire delle agevolazioni all'impresa. Sul De Minimis ricordo che molti di coloro che partecipano al De Minimis presentano progetti per bar. Va da sé che non è possibile realizzare bar quanti sono gli abitanti di Cagliari, ma va invece stabilito anche con le categorie, in base alle esigenze, anche con le associazioni della Confartigianato, CNA, associazioni di cooperative, Confesercenti e quant'altro, le linee sulle quali investire queste risorse. Quali gli strumenti? Sicuramente le imprese perché si spostano? Persino le produzioni cinematografiche, badate, si spostano in base a che cosa? Cioè le imprese si spostano in base alla rapidità di risposta della pubblica amministrazione, allo snellimento delle procedure burocratiche, a un rapporto diretto e chiaro con la pubblica amministrazione che è capace di dare appunto risposte, di risolvere problemi, non crearne di nuovi possibilmente, e anche in base alle agevolazioni fiscali pensate. Noi abbiamo perso 50 milioni di euro sulle zone franche urbane, speriamo di poterli recuperare. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, Equitalia, lì è scandaloso. Io ho verificato per mia esperienza di dover andare alle poste per poi ritirare alle poste un documento, per poi dovermi recare al comune per ritirare un avviso di Equitalia, per cui alla fine è il pubblico, il comune, i messi del comune che sono sovraccarichi. Vi invito a visitare il primo piano del comune di Cagliari, entrando a sinistra l'ufficio messi è stracarico di una montagna di pratiche inevase che ulteriormente aggravano la pesantezza dell'amministrazione pubblica. E ricordo anche che i dati sono di 2 miliardi e 300 milioni di euro di indebitamento delle imprese, che sale del 24% rispetto all'anno precedente, rispetto al 2010, gennaio 2011, il 24%, che rischia di portare al collasso il sistema dell'impresa nella provincia di Cagliari. Questi sono i dati della provincia. Massimo, 20 secondi al massimo. 20 secondi, centro storico. Abbiamo pensato, innanzitutto non c'è un piano particolarizzato del centro storico sulla riqualificazione urbana, perché non abbiamo un piano urbanistico aggiornato al piano paesaggistico regionale, perché abbiamo fatto 3.000 piani casa e dopodiché di case non è sorta neanche una, perché abbiamo anche lì non aiutato le imprese edili nel riqualificare le città, sistema di marciapiedi, le strade, utilizzare il patrimonio pubblico e privato in stato di abbandono o di degrado, ma abbiamo né più nemmeno appesantito ulteriormente le normative e complicato la vita a chi opera. Massimo, che devo interrompere. Ho chiuso gli incentivi, l'abbattimento della TARSU, dell'ICI per le imprese artigiane del centro storico. Devo fare purtroppo l'arbitro inflessibile, ovviamente questo è il nostro. Allora, anche per Massimo Fantola 5 minuti da questa allora, innanzitutto anch'io ringrazio gli organizzatori con cui mi sono incontrato più volte per parlare di Cagliari e dei suoi problemi. Ringrazio tutti quanti voi perché siete venuti qui così numerosi per parlare di Cagliari, per parlare della nostra Cagliari, in una giornata lavorativa, in un'area difficile, testimonianza di una passione che non lega solamente chi è candidato sindaco, che non lega solamente la classe dirigente, la futura classe dirigente, ma una questione che lega e sottolinea la passione di tutti i cittadini per la propria città. Quindi grazie veramente a tutti quanti voi. Il punto centrale, riassuntivo delle domande che sono poste, è quello che secondo me è il nocciolo di qualsiasi progetto di Cagliari, per Cagliari. È il problema lavoro. A Cagliari non c'è lavoro perché c'è una crisi economica imperante. Guardate, non c'è lavoro non solamente per voi che siete prevalentemente giovani e che state perdendo in gran parte la speranza di avere un lavoro nella vostra città, ma purtroppo non c'è lavoro per nessuno. E anche i cinquantenni, i quarantenni che perdono il lavoro vivono una tragedia, per alcuni aspetti ancora più grave rispetto alla vostra. Perché non c'è lavoro a Cagliari? Perché Cagliari, come gran parte delle città europee, italiane, si potrebbe fare un elenco lunghissimo, sta vedendo sfarinare
terminare quella che era la sua configurazione economica, quella configurazione economica che faceva delle città un sistema di servizi per un sistema produttivo industriale che sta scomparendo. Si sta sfarinando questa connotazione di Cagliari e noi oggi dobbiamo proporre, costruire, progettare e costruire insieme la nuova progettualità, la nuova Cagliari, la Cagliari del futuro, che avrà un'entità economica completamente diversa, quindi votata all'ambiente, votata alle alte tecnologie, votata al turismo e votata a tutta la filiera che è collegata al turismo, a cominciare dal commercio e dall'artigianato, di cui adesso vorrei dire qualche cosa. Perché ho voluto sottolineare questo aspetto? Perché anche tutte le attività, a cominciare dalle microimprese, delle attività giovanili che si vanno a proporre, devono essere indirizzate in qualche maniera, connesse con la nuova configurazione economica di Cagliari. Solo così queste potranno inserirsi nel futuro di Cagliari, solo così potranno radicarsi ed avere un futuro. Io credo che il progetto della trasformazione di Cagliari bisogna tener conto che si deve fare insieme alla Regione, al di là del colore politico naturalmente. La Regione è il partner naturale per il Comune di Cagliari, che vuole una grande trasformazione della propria città, nella politica generale e anche in quella settoriale. Se parliamo oggi dell'autoimpresa e l'autolavoro, la Regione ha posto in essere una serie di bandi di grande interesse su questo tema, bandi capaci di erogare anche 50.000 euro per progetto, e questa è un'opportunità importantissima per Cagliari. Ma il Comune poi che cosa deve fare in pratica? Deve cercare di fare le cose che sappiamo tutti: snellire. Abbiamo un management comunale che deve essere snellito, cominciando dai regolamenti comunali, sui quali credo che, se abbiamo l'occasione dopo, potremo entrare e discuterne, e poi sicuramente deve venire incontro all'altro grande problema delle risorse che mancano. Io non sottovaluterei quello che è stato fatto col De Minimis, visto che ben 300 domande hanno avuto accoglimento sulla De Minimis. Anzi, credo che su questo tema, sulle piccole aziende e sulle micro aziende bisogna insistere. Credo che l'altra leva sia quella delle tasse comunali, della TARSU e dell'ICI. Un minuto. Finito già. Scusate. Che dovrebbe essere... non ce la faccio, troppo, che dovrebbero essere comunque collegate naturalmente in funzione della localizzazione del tipo di attività. Due cose sull'artigianato. L'artigianato per noi è fondamentale per il contributo che ha al PIL regionale, ma anche è fondamentale perché caratterizza la città, è un elemento di caratterizzazione della città. Cosa si può fare? Per esempio, io insisto sull'idea di un centro commerciale artigianale all'aperto, io insisto sull'idea di un centro commerciale artigianale, per esempio nel quartiere della Marina, dove è iniziata una pedonalità che ha avuto 1000 resistenze, ma che sta dando i suoi frutti. Un'attività artigianale che tende anche a confermare e riprendere l'artigianato locale cagliaritano che sta svanendo, una capacità poi di informazione verso i cagliaritani, ma verso i turisti, dove sono le attività commerciali e le attività artigianali, una identificazione di strade commerciali, magari anche come tipicità di ciascuna attività artigianale per Cagliari.